Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Svolta nel caso di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato impiccato 12 anni fa nella sua casa di Madrid. Un tribunale spagnolo ha riconosciuto la tesi dell'omicidio. I genitori ieri in conferenza stampa a Barcellona. Verità per nostro figlio. Stupro di gruppo al Foro Italico di Palermo. Lunedì la perizia sull'audio della vittima che parlerebbe di un rapporto consensuale, aprendo una possibile revisione del processo per i 7 imputati già condannati. È stata approvata ieri a tarda ora la manovra finanziaria quater della regione siciliana. Saltano 17 articoli e vengono bocciate tutte le norme care al governatore, che ha convocato per lunedì pomeriggio a Palazzo Dorlean un vertice di maggioranza. Situazione in crescita, presentato a Catania il 24esimo rapporto annuale dell'INPS, tappa fondamentale per comprendere le trasformazioni del mercato del lavoro e delle dinamiche previdenziali e sociali. Sicurezza a Catania, hanno giurato i 100 nuovi agenti municipali che si aggiungono agli 80 già in servizio. Calcio, la rifinitura del Catania in Campania per affrontare al meglio la trasferta di Giuliano. Il tecnico toscano può contare sul recupero di diversi giocatori. E ancora ben trovati e noi apriamo con la vicenda di Mario Biondo, il cameraman palermitano trovato impiccato 12 anni fa nella sua casa di Madrid in Spagna. Ieri proprio in Spagna la conferenza stampa della famiglia che crede fermamente non si sia trattato di suicidio, cosa invece immediatamente bollata a Madrid. Adesso invece un tribunale riapre alla possibilità che non si sia per l'appunto trattato di un suicidio. Sentiamo. Abbiamo sempre urlato che è stato un omicidio, che volevamo sapere la verità. Lo urlano da sempre. Mario non si è suicidato. Una battaglia che non si è mai fermata, quella di Santina e Pippo Biondo, i genitori del cameraman palermitano trovato impiccato il 30 maggio 2013 nella sua casa di Madrid, in Spagna, che non hanno mai creduto al suicidio e che oggi trova un nuovo punto di svolta. 12 anni dopo l'archiviazione del caso, il Tribunale di Madrid ha ammesso per la prima volta che Mario potrebbe non essersi tolto la vita, riconoscendo gravi negligenze nelle indagini iniziali e avallando la tesi stabilita nell'agosto 2022 dal Tribunale di Palermo, che non escludeva l'omicidio. Adesso anche 3 giudici qui in Spagna dell'audienza provinciale confermano quello che ha detto l'Italia. Oggi a Barcellona, in Spagna, la famiglia di Mario ha incontrato la stampa, ricostruito il percorso giudiziario e annunciato i prossimi passi. Però non mi puoi dare il contentino dicendo sì è un omicidio, però ti archivio, non ti do possibilità di aprire il caso. No, io voglio che si apra il caso, infatti i nostri avvocati stanno già preparando per fare un ricorso alla Corte Costituzionale qui in Spagna. Se anche la Corte Costituzionale ci dovrebbe chiudere le porte per quanto riguarda le indagini, perché ormai che è stato omicidio è stato acclarato anche qui. Allora ci rivolgeremo alla Corte di Strasburgo. Misteri, insabbiamenti, ipotesi che puntano sulla vita della vedova di Mario, nota conduttrice TV spagnola, e sul cugino di questa. Ma a Pippo e Santina non importa nulla, vogliono solo sapere chi ha ucciso loro figlio e poi un'unica certezza. Al cimitero dicevo, io ti prometto, in ginocchio mi sono messa, che non mi fermerò fino a quando tu non avrai giustizia. E se dovessi morire ci sono i miei figli, c'è mio marito, ci sono i miei figli, ci sono i miei nipoti. La generazione è larga, come dicono qua, lunga, ampia. Ed è morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo, 56 anni, la professoressa che denunciò ritardi nella consegna di esami istologici dopo la biopsia a cui era stata sottoposta per una grave malattia che fu pronta dopo 8 mesi. Il referto le fu consegnato, come dicevamo, 8 mesi dopo il prelievo del tessuto da analizzare. Dalla sua denuncia è scaturita un'inchiesta della Procura di Trapani ancora pendente, in cui sono indagati 10 medici. L'esame istologico fu richiesto nel dicembre 2023 dopo che la donna subì un'isterectomia. L'esito arrivò nell'agosto 2024, ma il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse.
E c'è un altro capitolo dello stupro al Foro Italico di Palermo. Ci sarà una perizia su degli audio cosiddetti fuori onda di Asia Vitale, la vittima della violenza. L'audio in cui la ragazza parlerebbe di essere stata consenziente al rapporto di gruppo sarà consegnato ai legali degli accusati che chiederanno una revisione del processo. Marco Gullà. Sarà consegnata lunedì agli avvocati dei 7 ragazzi accusati dello stupro di gruppo di Asia Vitale la trascrizione di un audio che potrebbe portare a un'istanza di revisione dei processi celebrati a carico degli imputati. Il perito incaricato dai legali ha effettuato la trascrizione di una telefonata tra la vittima e il conduttore di un podcast locale, durante la quale la ragazza, che dopo i fatti di 2 anni fa aveva denunciato, avrebbe corretto il tiro, sostenendo che non si fosse trattato di violenza ma di un rapporto consensuale. Per i legali dei 7 ragazzi finiti in carcere, la novità potrebbe aprire lo spiraglio dell'istanza di revisione dei verdetti. A carico del branco c'è però un video girato da Angelo Flores, il più grande dei 7 che riprese la violenza. Nel filmato si sente chiaramente la ragazza chiedere al gruppo di lasciarla andare. Asia Vitale, contattata al telefono dalla nostra redazione, ha comunque smentito di avere cambiato la sua tesi e che a favore suo parlano le sentenze e le registrazioni audio e video della notte di luglio 2023. Altro episodio che riguarda la Vitale è invece legato a qualche giorno fa, quando la ragazza inseguiva con un coltello in mano il fidanzato che fuggiva in bicicletta. L'episodio è avvenuto in Brianza, dove adesso risiede la ragazza. A chiamare i carabinieri sono stati i passanti. Fermata e interrogata, la giovane è stata trovata in possesso di un coltello con una lama da 34 centimetri ed è stata denunciata a piede libero. Tutto sarebbe iniziato a casa della ragazza, dove il fidanzato le avrebbe chiesto di girare un video in cambio di stupefacenti. E sono ancora detenute in un carcere di massima sicurezza di Tel Aviv le attiviste siciliane dell'equipaggio della seconda flottiglia sequestrata dalle motovedette di Israele. Abbiamo sentito la sorella appunto di una delle 2 siciliane. Sentiamo. Noi le prime notizie le stiamo avendo adesso, da poco. Abbiamo saputo che li stanno trattando malissimo, che ci sono stati abusi fisici, umiliazioni, trattamenti disumani. Schiaffi, abusi fisici, umiliazioni e tirate di capelli è il trattamento ricevuto dalle 2 siciliane fermate a bordo della nave Conscience della Freedom Flottiglia, ora rinchiuse nel carcere di massima sicurezza di Tel Aviv. La sorella di Elisabeth ha avuto, tramite legali di Avvocati Senza Frontiere, poche notizie, poco confortanti, che ha nascosto alla mamma che ha gravi problemi di salute e che continua a chiedere dove si trova la figlia. Sono private di cibo e acqua, costrette ore inginocchiate sotto il sole. Elisabeth sapeva a cosa andava incontro, ma il suo ideale ha vinto la paura. Ha detto: certo che ho paura, però tu pensa che quello che stiamo subendo e che subiremo noi è una minima parte di quello che sta subendo il popolo palestinese. In carcere insieme ad Elisabeth c'è un'altra siciliana, Laura Cardile, regista e documentarista originaria di Calatabbiano, anche lei a bordo della Conscience insieme a medici, infermieri e giornalisti. La decisione sulla loro liberazione è attesa in giornata. A riferircelo è l'avvocato Pao Giovannetti Pietro, legale dell'associazione no profit che li sostiene. Oltre alla liberazione dei detenuti è richiesta la restituzione delle imbarcazioni della Freedom Flottiglia, che, ci spiega l'avvocato, hanno rappresentato un grandissimo impegno economico. Per le loro famiglie sono ore di apprensione. La sorella di Elisabeth lancia un appello. Fate tornare i nostri cari a casa senza che gli torcano un capello. Riesi, un bracciante agricolo di 44 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di armi clandestine, omessa custodia di armi e munizioni e omessa denuncia di munizioni. Durante una perquisizione eseguita all'interno del garage annesso alla sua abitazione, i militari hanno trovato una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola Brasa, completa di 3 proiettili, 2 penne pistole clandestine di fabbricazione artigianale, e nel corso del controllo sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati
materiali e componenti idonei proprio alla produzione artigianale di ulteriori penne pistole clandestine. Cambiamo decisamente argomento, andiamo alla politica, perché in tarda serata di ieri è stata approvata la manovra finanziaria quater della regione siciliana. Sono comunque saltati 17 articoli, vengono bocciate le norme care al governatore. Sentiamo Manlio Viola. La manovra finanziaria quater della regione siciliana ha visto la luce. Erano da poco passate le 21 quando è giunto il voto finale che chiude una giornata nera per la maggioranza siciliana. Alla fine una manovra c'è, ma non è quella che il governo aveva presentato e soprattutto la maggioranza si è spaccata in due tronconi chiari. Da una parte c'è Forza Italia con la DC e la Lega, tutti con Schifani, dall'altra parte ci sono i dissidenti, Fratelli d'Italia con gli autonomisti e Sud chiama Nord di Cateno De Luca. La spaccatura era visibilmente plastica negli ultimi 3 tronconi della seduta di ieri, spacchettata in base alle sospensioni dal tardo pomeriggio alla sera. Da quando cioè Schifani ha chiesto di abbandonare l'aula, a Sala d'Ercole sono rimasti soltanto le opposizioni con i meloniani, gli autonomisti e i deluchiani. Tutti in aula solo alla fine per il voto finale della manovra. Ma il documento è stato decimato, 17 gli articoli bloccati, praticamente un terzo della manovra, praticamente tutte le norme considerate qualificanti. Stop ai contributi per l'editoria, i laghetti aziendali, gli incentivi per il Sud Working e il finanziamento al CEFPAS, i contributi per gli aeroporti di Birgi e di Comiso, i soldi per i conservatori di musica, gli interventi di pulizia degli svincoli autostradali, oltre a quelle già cadute in mattinata, ovvero il finanziamento del film su Biagio Conte, la norma tecnica per il sistema finanziario della regione, la norma per implementare le piattaforme digitali. Passano solo gli articoli che piacciono a PD e 5 Stelle. All'unanimità vengono approvati i fondi per la stabilizzazione dei lavoratori dei consorzi di bonifica, quelli per i Gela, i contributi all'azienda siciliana dei trasporti e il MAS, i mercati agricoli. Passa anche un articolo caro al presidente dell'Ars Galvagno, che stanzia un contributo per salvare l'IPAB di Paternò con 3 milioni di euro e più. Ma quello che esce a pezzi è la maggioranza, con una chiara spaccatura fra Schifani e Galvagno. Era stato lui, il presidente dell'Ars, a consigliare di ritirare la manovra. Poi in aula il massacro delle norme, le frasi piccate da Galvagno all'assessore Dagnino appena accennate, le norme di Schifani tutte bocciate, quelle care a Galvagno che passano tutte. La manovra è dunque passata, lo scontro resta e adesso si prepara la resa dei conti con un vertice di maggioranza pronto per essere convocato forse già lunedì e dalle conseguenze imprevedibili. E proprio negli ultimi minuti il forse che avete sentito nel servizio è diventato certezza, perché Schifani ha convocato proprio per lunedì pomeriggio a Palazzo Dorlean il vertice di maggioranza. Andiamo a Catania, dove è stato presentato il 24esimo rapporto annuale dell'INPS. Sentiamo Orazio Longo. Una situazione in miglioramento, a dirlo è il 24esimo rapporto annuale dell'INPS presentato nell'aula magna del Palazzo Centrale dell'Università di Catania. A registrarsi è un incremento contributivo del 5,5% e un saldo nel 2024 di 15 miliardi in positivo. Numeri record, spiega Gabriele Fava, presidente nazionale dell'INPS. L'occupazione è cresciuta l'occupazione delle donne e anche dei giovani, quindi questo sta a significare, a sottolineare quanto le nuove politiche siano utili, stiano dando i loro frutti. Il documento, come ogni anno, rappresenta una tappa fondamentale per la comprensione delle trasformazioni del mercato del lavoro, delle dinamiche previdenziali e delle politiche sociali. I tassi di occupazione, ad esempio, risultano aumentati ma con una disparità geografica di oltre 20 punti percentuali tra nord-ovest e sud-isole. Le pensioni fanno segnare 1,5 milioni di liquidazioni in più nel 2024, il 4% in più rispetto al 2023, con un calo delle anticipate e un aumento di quelle di vecchiaia. E poi il lavoro per i giovani. INPS per i giovani, abbiamo lanciato un portale dedicato esclusivamente ai nostri ragazzi, agli under 35, i quali potranno con un unico accesso utilizzare quasi 50 servizi già presenti per loro. La presentazione del rapporto è stata anche l'occasione per annunciare la nascita del Master in Consulenza del Lavoro promosso dall'Università di Catania in collaborazione con l'INPS e con la Consulta regionale degli ordini dei consulenti del lavoro della Sicilia. Adesso torniamo a Palermo, dove ieri è stato varato il nuovo traghetto della regione siciliana. Sentiamo i dettagli nel servizio di Marco Cullà.
Cerimonia di varo questa mattina del nuovo traghetto Ro-Pax Costanza Prima di Sicilia, che lo stabilimento Fincantieri di Palermo ha costruito per la regione siciliana. La consegna è prevista per l'estate del 2026. Il traghetto si distingue per le sue caratteristiche tecnologiche avanzate, specialmente in tema di sostenibilità ambientale, e sarà utilizzato per potenziare i collegamenti con le isole di Lampedusa, Linosa e Pantelleria. È un momento importante per la vita della regione siciliana, questo governo cui per fortuna grazie a 2 anni e mezzo di buon governo, almeno lo ritengo, i fatti ci conformano il fatto che abbiamo azzerato in meno di 3 anni un disavanzo di 5 miliardi. Una grande festa oggi per la Sicilia, per Palermo, per la Fincantieri, la prima nave made in Sicily. Riapre la cantieristica in Sicilia con la ricostruzione di un traghetto che aspettava Palermo, la cantieristica siciliana, da oltre 30 anni. Abbiamo portato avanti un investimento di oltre 120 milioni e oggi il varo della prima nave made in Sicily. La nave potrà trasportare fino a 1000 passeggeri e 200 automobili, raggiungendo una velocità massima di 19 nodi. Il traghetto è lungo circa 140 metri, alto 24 metri, 8 ponti e una stazza lorda di circa 14.500 tonnellate. Madrina, in nome di Dio, taglia! Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, andiamo a Catania. Ieri il giuramento per nuovi 100 agenti di polizia municipale, si aggiungono agli 80 già in servizio. Tonino De Mana. Inizia così una bella stagione per la città, come ha detto un emozionato trantino che da sindaco di Catania ha accolto i suoi validissimi collaboratori. 100 per l'esattezza, 31 donne. Eccoli, altrettanto emozionati, pronti alla prova su strada. I nuovi agenti si aggiungono agli 80 vigili urbani già in servizio e ad altri 22, pronti a rinforzare l'organico. Catania volta pagina nel rispetto delle regole, ma con la consapevolezza che servirà uno sforzo di tutti. È solo un inizio, perché poi se consideriamo comunque una città che ha sempre bisogno di almeno 800 vigili, però grazie al governo nazionale che ho fortemente pressato noi abbiamo ottenuto le risorse perché paghi il governo nazionale i primi 3 anni e poi saremo noi a doverci caricare i costi, ma lo facciamo con immenso piacere perché avevamo bisogno di rinforzare l'organico e soprattutto di rinsaldare lo spirito di squadra. In premessa ha detto sarà un sindaco fastidioso, perché? Perché sono molto esigente. Gli fa eco il comandante della polizia municipale Diego Peruga. Vogliamo stare in mezzo alla gente in maniera normale, non vogliamo noi eroi su strada che facciano chissà che cosa, ma fare semplicemente il proprio compito. Ai nuovi assunti ha detto non dobbiamo avere paura della strada. Sì, il senso era legato anche agli episodi che ci sono stati di recente, che registriamo ogni giorno, fenomeni di aggressione, fenomeni di particolare ostilità nei confronti anche di chi si sforza con molte difficoltà a fare il proprio lavoro. Quindi il senso è quello di dare forza, dare sicurezza, dare coraggio in una realtà che non è facile, lo sappiamo tutti, voi lo registrate ogni giorno, ma noi vogliamo esserci per migliorare questa condizione. Si abbassa notevolmente l'età media del corpo di polizia municipale, con le nuove leve pronte a subentrare alla vecchia guardia. E nasce a Catania Arte Ecclesie, in cui fede, arte e barocco si uniscono per dare vita al nuovo parco culturale della città. Adelaide Barbagallo. Si chiama Arte Ecclesie e proietta Catania nel circuito nazionale delle città d'arte, restituendo nuova vita al patrimonio ecclesiastico con un percorso che unisce spiritualità, arte e memoria. Il progetto, promosso dalla diocesi di Catania in collaborazione con la sua società Arca, prende forma attorno al Museo Diocesano, che diventa il cuore organizzativo e simbolico di un itinerario dedicato ai luoghi più rappresentativi della spiritualità e del barocco catanese. Il percorso attraversa la cattedrale, la collegiata, il suggestivo trittico agatino composto dalle chiese di Sant'Agata al Carcere, Sant'Agata alla Vetere e San Biagio, fino ad arrivare alle Terme Achilliane. Lo sguardo è rivolto già alla prossima festa di Sant'Agata e al Giubileo agatino del 2026 e agli eventi che lo caratterizzeranno. I turisti, così come i devoti, potranno in modo organico visitare i luoghi più suggestivi.
Al Museo Diocesano ci saranno aree dedicate agli operatori turistici, bookshop e un punto per ricevere informazioni sui luoghi di grande fascino come l'Abbadia di Sant'Agata, Sant'Agostino, San Giuseppe al Duomo, affinché attraverso la bellezza dei luoghi sacri, fede, cultura e turismo possano camminare nella stessa direzione. C'è un'altra pausa e subito dopo il calcio. E siamo al calcio, la rifinitura del Catania in Campania per affrontare al meglio la trasferta di Giuliano. Il tecnico Mimmo Toscano può contare sul recupero di diversi giocatori. Francesco Triolo. La testa al Giuliano, nulla di altro né alla Salernitana né al Benevento che verranno. Il Catania da oggi in Campania per preparare la sfida di domani. Una partenza anticipata per permettere al gruppo di smaltire le fatiche del viaggio. La rifinitura darà a Mimmo Toscano la possibilità di valutare al meglio la condizione di diversi giocatori, ma il tecnico già sorride perché ha recuperato quasi tutti gli infortunati e potrà contare anche ad esempio su Aloy e Rolfini. Quest'ultimo non era mai stato convocato. Una ampia possibilità di scelta che Toscano ha evidenziato nel presentare il match di domani. Noi abbiamo dimostrato che quando siamo stati forti in panchina abbiamo vinto le partite, che vuol dire che tutti sono coinvolti, che tutti vogliono determinare, che in partite che magari devi alzare il livello e continuare a tenere alto il livello della partita l'hanno fatto. Le partite si vincono là, con i 16 calciatori, e oggi questa squadra sta dimostrando che c'è da quel punto di vista. Poi ci sono strategie che difendi a 4, come domenica in certe situazioni abbiamo difeso a 4, poi a 5 con un blocco basso, che difendi a 3, se ti puoi rischiare qualcosa in avanti, dipende tanto dall'approccio, dall'atteggiamento e quanto voglia ci mette per vincere la partita. Il tecnico ha anche sottolineato come alcuni giocatori possono garantire anche più opzioni tattiche. Lunetta ad esempio può ricoprire diverse zone del campo e giocare anche da punta centrale. La difesa può essere a 3, a 4, a 5 in base alle situazioni. Il recupero degli infortunati garantisce maggiori opzioni. E c'è aria di crisi per le altre siciliane di Serie C. Trapani e Siracusa domenica prossima i Granata sono attesi dalla trasferta di Cava e gli azzurri impegnati al De Simone contro il Sorrento. Sentiamo Sergio Colosi. Dall'inizio della stagione è il momento più delicato di Trapani e Siracusa, rispettivamente penultimo e ultimo della classifica di Serie C. Due posizioni simili ma con origini diverse. Il Trapani condizionato da 8 punti di penalizzazione, il Siracusa invece da un mercato last minute e incompleto. Allenamenti fondamentali in casa Granata per capire chi tra i 6 assenti contro il Giuliano potrà recuperare per la gara di domenica a Cava dei Tirreni. Sotto osservazione tra gli altri Salines, Vasquez e Fischnaller, ma è la condizione fisica generale a preoccupare, con un Trapani senza vittorie da 4 turni con 3 pareggi tutti per 1-1 e la sconfitta di Benevento. Il presidente del Siracusa Ricci ha rinnovato la fiducia a Turati, ma 7 sconfitte in 8 giornate sono troppe e la gara di domenica contro il Sorrento potrebbe fare da spartiacque. La società chiama a raccolta i tifosi con 2 sedute aperte al pubblico e un confronto con dirigenti, tecnico e squadra. Domenica assenti lituani Gudelevicius e Sciapole impegnati in nazionale, mentre Damian appare ai margini del progetto. Molina è tornato in gruppo e contro il Sorrento non si esclude il ruolo di prima punta in un attacco spuntato e mai in partita al Massimino. Era il nostro ultimo servizio per questa edizione di Sicilia 24 è tutto. Vi ricordo il prossimo spazio dedicato all'informazione alle ore 14 su questa rete. Vi lascio adesso alla rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.